L'accoglienza dei migranti scalda ancora di più l'estate dei sindaci della provincia di Padova, soprattutto in Casa Lega il tema è acceso viste le posizioni del segretario regionale Alberto Stefani, onorevole del Carroccio e anche lui primo cittadino di un comune, quello di Borgorico. Il no secco all'accoglienza diffusa raccoglie il consenso anche del collega di partito e sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Siamo assolutamente contrari alle decisioni calate dall'alto, non va bene la gestione che sta facendo per esempio il prefetto di Vicenza, va a cadere la leale collaborazione con i sindaci. Non trovo assolutamente giusto che un problema governativo ogni volta venga scaricato ai cittadini dove non hanno risorse. I comuni non hanno risorse, dobbiamo dare risposte ai nostri cittadini, non possiamo farci carico di problemi di altri. Una posizione ben distante da quella del governatore Luca Zaia e del sindaco di Treviso Mario Conte, presidente di Anci Veneto, che vedono nell'accoglienza diffusa l'unica soluzione per evitare tendopoli e grandi hub. Il sindaco leghista di San Giorgio delle Pertiche, Canella, parla anche di difficoltà nel trovare alloggi. C'è anche un tema chiaro che è quello immobiliare. Abbiamo nella stragrande maggioranza del territorio della provincia di Padova difficoltà a reperire alloggi per gli studenti, per i lavoratori, per le giovani coppie, per le coppie anche in difficoltà. Tutti i nostri comuni, dal più grande al più piccolo, fanno fatica a rispondere alle esigenze di abitazione di casa da parte dei propri cittadini, anche stranieri. In linea con le posizioni del governo di Giorgia Meloni, il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro di Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda i piccoli comuni, nella fattispecie Campodoro, potrebbe essere un problema, ma capisco anche le esigenze della prefettura e quindi noi possiamo anche essere a disposizione se l'accoglienza diffusa poi viene gestita in determinati modi. Chi invece è favorevole all'accoglienza diffusa è il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello. Nel suo comune questo tipo di accoglienza si pratica da anni. Noi crediamo molto nell'accoglienza diffusa e fa abbastanza sorridere questa discrasia tra chi governa e chi amministra i territori, che secondo me è creata ad arte, fondamentalmente per non risolvere una problematica. Abbiamo un governo che si è fatto eleggere dicendo bloccheremo gli sbarchi, faremo questo, l'altro, quell'altro, non è riuscito a fare niente semplicemente perché gli sbarchi non si riescono a fermare se non attraverso un percorso diplomatico di medio-lungo periodo. Quindi adesso l'accoglienza diffusa viene riscoperta, è l'unico strumento per gestire al meglio l'accoglienza.